lavati, purificati, imbiancati mediante quel sangue prezioso che è stato sparso alla croce. Prendiamo autorità nel nome di Gesù. E ogni spirito immondo, ogni principato, ogni nel nome di Gesù. A te diamo lode e gloria, o Padre, nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Santo sei, Signore. Lodino gli angeli, lodi nel cielo, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti nel cielo, lodino il mare, la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion, Re della terra, il Re. Lodino gli angeli, lodi nel cielo, ogni creatura celeste la tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti nel cielo, lodino il mare, la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion, Re della terra, il Re. Tu sei grande in forza, amen, Signore. Alleluia. Amen. Amen. In battaglia, in prodigi, grande in Sion, della terra il Re, della terra il Re, della terra il Re. Alleluia. Tu sei il Re dei Re e il Signore dei Signori. È scritto: ma i giusti si rallegreranno, giubileranno davanti a Dio ed esulteranno con canti di gioia. E con questi canti, Signore, o Padre, noi vogliamo celebrarti con canti di gioia, perché tu gioia, Signore, ci hai dato, una gioia che non verrà mai meno. Tu sei la nostra forza, Signore. Alleluia, ti amiamo, ti benediciamo, Signore. Magnifichiamo il tuo meraviglioso nome. Ricevi lode, 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 alleluia.
schiavitù. La tua parola dice che tu sei in me, Signore. Amen. E quando io ti sento, che tu chiami il nome mio, nella tua presenza io mi rinnoverò. Mi hai chiamato a te, alleluia, e a te che canterò. Mi hai chiamato a te, alleluia Signore, e a te che canterò. Le mie labbra loderanno e i miei piedi danzeranno, perché ho visto la grandezza del tuo amore. Quindi ho gioia nel mio cuore che mi fa danzare e celebrare, perché ho visto la grandezza del tuo nome. Tu mi hai liberato, Signore, tu mi hai liberato da ogni schiavitù. La tua parola dice che tu sei in me, Signore, e quando io ti sento, che tu chiami il nome mio, nella tua presenza io mi rinnoverò. Mi hai chiamato a te, alleluia, e a te che canterò. Mi hai chiamato a te, alleluia, grazie Signore, e a te che canterò. Le mie labbra loderanno e i miei piedi danzeranno, perché ho visto la grandezza del tuo amore. Quindi ho gioia nel mio cuore che mi fa danzare e celebrare, perché ho visto la grandezza del tuo nome. Adoriamo. Le mie labbra loderanno. Amen, Signore. Amen, amen. Quindi ho gioia nel mio cuore che mi fa danzare e celebrare, perché ho visto la grandezza del tuo nome, perché ho visto la grandezza del tuo nome, perché ho visto la grandezza del tuo nome. Alleluia. Grande e meraviglioso è il tuo nome, Signore, nome al di sopra di ogni altro nome. O Padre Santo, vogliamo ancora in questo momento adorarti, Signore, vogliamo adorarti con tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo, Signore. O Padre, ti ringraziamo, ti benediciamo per la Chiesa, Signore, qui presente, Signore, come tu ancora ci dai grazie e opportunità di stare insieme. Voglio pregarti anche per coloro che da casa ci seguono, Signore, o Padre, da ogni posto. Possa tu toccare i cuori questa sera. O Padre Santo, per noi è un privilegio, è un onore, Signore, stare qui insieme. Alleluia. Adoriamo il Re di gloria, alleluia. Santo, santo, santo sei, Signore, alleluia. Alleluia a te.
Signore, grande è il tuo amore, alleluia. Con te, nella tua presenza starò. E qui, nella tua gloria, mostrati ancora a me. Voglio sempre più di te, alleluia. Voglio sempre più di te. Ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so che degno e grande sei. Gloria, gloria a te, Signore. Con te, Signore, con te, nella tua presenza starò. E qui, Signore, e qui, nella tua gloria, mostrati ancora a me. Ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so. Alleluia. Ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so che degno e grande sei. Alleluia, tu, Signore, sei santo, amen, amen. Alleluia a te, Signore. Gloria, gloria, adoriamo te, soltanto te. Santo sei, Signore, santo, santo, tu sei santo, Gesù, Gesù, grande sei, santo, santo, tu sei santo, Gesù, Gesù. Grande sei, Signore, alleluia. Santo, santo, tu sei santo, Gesù, Gesù, grande sei. Ti loderò, ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so che degno e grande sei.
Signore. Gesù. Tremende sono le tue opere, Signore. Oh, tu sei l'Onnipotente, Signore. Ancora, Padre, questa sera dichiariamo quello che la parola dice: tutta la terra ti adorerà e canterà a te, canterà le lodi del tuo nome. E tu, Signore, chiami, oh Padre, il tuo popolo alla raccolta, allo stare insieme, Signore, per magnificare te, per glorificare te, Signore, l'unico, solo e vero Dio. Alleluia. Adoriamolo, 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 perché è degno di tutta l'adorazione, di tutta la lode. Alleluia. Alleluia a te, Sei meraviglioso, Gesù, alleluia. Meraviglioso sei. Alleluia. Grande il tuo amore. Ti adoriamo, Signore. Solo nel tuo nome noi dichiariamo, Signore, gloria e potenza. Alleluia. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni cuore e anima, perché c'è pace nella tua presenza, solo Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù e ogni dipendenza spezzerà, ci donerà speranza e libertà, solo Gesù. Amen, amen, alleluia. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Alleluia. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Alleluia. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra la paura e l'ansietà, su ogni anima caduta in depressione, solo Gesù. Amen, amen. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Amen, amen. Signore, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. In te, Signore, alleluia. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Amen, amen. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Gesù sulle vette, alleluia, amen. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità.
Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome, Gesù. In te, Signore, alleluia, in te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei, fuoco, Signore, alleluia, santo, santo, santo. Un fuoco sei, Signore, un fuoco inestinguibile, un fuoco che arde nel cuore di chi ti serve, Signore. E dichiariamo ancora, Signore, in questo tempo che questo fuoco, Signore, sia sempre di più, Signore, alimentato, sì, Signore, che arda sempre di più nei nostri cuori, Signore, il desiderio di servirti e di onorarti, oh Padre. Ancora, Signore, mettiamo davanti al tuo trono, Padre, quelle che sono le vicissitudini, le necessità del tuo popolo, Signore. Stendi la tua mano, Padre. Sì, Signore, te lo chiediamo con tutto il nostro cuore, oh Padre. Ancora vogliamo pregarti, Signore, per Vittorio, lo mettiamo davanti al tuo trono. Ancora Gabriele, Camillo, Raffaele, Signore. Stendi la tua mano, Signore. Ancora Michele davanti a te, oh Padre. Sì, oh Padre, noi sappiamo, Signore, che la tua mano è potente, Signore, e può operare al di là di quello che l'uomo dice. Ancora mettiamo, Signore, Naomi e Giulia davanti a te, Signore, per guarigione completa. Ancora, Signore, la mia vita e quella di mia moglie davanti al tuo trono, Signore. Ancora i giovani, Signore, davanti al tuo trono. Ancora la sorella Iana per influenza, Susi per guarigione, Giuseppe, Signore, per guida nel lavoro. Ancora Aghi, Signore, che tu possa sciogliere, Signore, il suo parlare. Oh Padre, e se abbiamo dimenticato qualche richiesta, tu non hai dimenticato nessuno, Signore. Vogliamo ringraziarti per questa sera, vogliamo ringraziarti. Ti prego, Signore, tocca i nostri cuori, allarga i nostri cuori affinché il seme della parola possa entrare in profondità. Padre, noi ti ringraziamo come sempre in quell'unico nome, che è il nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen, alleluia. Possiamo accomodarci, alleluia, gloria a Dio. Se c'è qualcuno che sente nel suo cuore di testimoniare, lo vogliamo fare in questo momento. Amen. Alleluia. Pace a tutti. Voglio ringraziare ancora questa sera perché è una grazia sua che siamo tutti qua presenti e uniti in un solo corpo. Lo voglio ringraziare perché dopo 13 anni finalmente il Signore è meraviglioso. Allora, dal 2013 il Signore non mi ha mai abbandonata, è stato sempre con me in qualsiasi circostanza e in qualsiasi evenienza che mi è accaduta, e io vi sarò eternamente grata perché sono io che sono venuta meno, ma Lui è stato sempre accanto a me, anche nei momenti che io dicevo vabbè, basta, è finita, ma il Signore no, mi ha teso sempre la mano. La mia preghiera era: Signore, tu sai ogni cosa, sai il desiderio del mio cuore più grande qual è. Tu mi hai salvato col verso: è meglio un tozzo di pane secco
che è una casa piena di carne. Io la sto provando sulla mia vita. Io la vera pace ce l'ho avuta solo con te, ce l'ho tutti i giorni con te e voglio fare quello che tu vuoi. Però io voglio che tu salvi mio marito in quel luogo dove lui si trova. Manda qualcuno a parlare, fa che quelle tenebre vengano illuminate dalla tua luce. Il Signore ha ascoltato la mia preghiera, la preghiera collettiva, non solo la mia. E io lo ringrazio per questo, perché oltre che a uscire, ma è stato proprio libero, non doveva dare conto a nessuno. Siamo stati in un, come si dice Fabi? Diciamo in un albergo. Ma la cosa più, cioè la cosa meravigliosa che Dio ha fatto questi 3 giorni, perché io a casa le Bibbie le tenevo nascoste nelle borse, se no lui le buttava, tutte le cose, io le mettevo, io andavo a casa e non le trovavo più. La mia casa era vuota, mia figlia è testimone. Io la prima cosa che prima di posare, cioè ci avevo dare le valigie, ci avevo dato la mia borsa, ho preso la mia la Bibbia col mio decreto e l'ho messo sul comodino, perché io sono partita di qua, ho detto Signore, io devo fare il decreto insieme a mio marito quest'anno e lui deve scrivere pure lui. Mio marito mi ha guardato in faccia e non ha detto nemmeno una parola. E io ho detto grazie Signore, questa è opera tua. E altre cose che ha fatto ancora, non sto a dire. Però il mio cuore si è rallegrato solo di questo, perché io cerco solo la salvezza, poi il Signore sa Lui quello che deve fare. Se ci deve abbondare, se ci deve... Non lo so quello che piano ha, ma sicuramente sono piani meravigliosi. Voglio ringraziare per i 60 anni del pastore, per questa guida meravigliosa che ha messo davanti a noi, che il Signore lo deve benedire, perché Lui è veramente uno strumento nelle mani di Dio. E io le prime volte non avevo fiducia, perché venendo da tante cose ci ho messo tanto tempo. Però grazie a Dio che poi il Signore ti rivela le cose, ti fa vedere, ti mostra proprio, e io sono grata a Dio per il nostro pastore. Dio vi benedica. Alleluia. La fame viene mangiando, la fiducia viene servendo. Amen. Alleluia. E serviamo il Signore, lo serviamo fedelmente da qualche annetto. Quindi io ringrazio il Signore per la Chiesa qui di Montalbano. Veramente io sono grato a Dio per tutte le opere che Dio ci affida. E quindi vogliamo essere fedeli a Lui e vogliamo continuare a servirlo con abnegazione, con dedicazione ogni giorno della nostra vita. Va bene. Se non c'è nessun altro, vogliamo pregare per l'offerta? No, ci sta. Ferma. Pace a tutti e Dio ci benedica. Avevo qualcosa nel cuore, un'esortazione che stamattina presto il Signore ha messo nel mio cuore, volevo condividerla con voi, perché è stato veramente molto edificante questa mattina. Era il primo giorno che rientravamo al lavoro e di primo mattino il Signore mi ministrava e mi dava alcuni versi. Questi versi sono rimasti nel mio cuore e ardevano come un fuoco tutto il giorno. Ci pensavo, ci ripensavo, li meditavo e questa sera volevo rubare proprio pochi minuti alla serata per condividerli con voi. E precisamente si trovano in Giovanni 4 al versetto 10 ed 11. Passo, perdonami, è il mio. Al Signore sia la gloria. Gesù rispose e le disse: se tu conosci il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stesso gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque tu quest'acqua viva? Quello che nasceva nel mio cuore attraverso lo Spirito Santo è che Gesù, vero Dio, fatto vero uomo, spesso lo vediamo come un uomo e non lo vediamo come il vero Dio, colui che può fare al di sopra di ogni cosa. Spesso le nostre preghiere sono mosse da emozioni, ma non dalla fede, perché la fede ci insegna a guardare oltre. E molto spesso nella vita quotidiana anche noi, come quella donna, poniamo dei limiti a Dio. La donna diceva a Gesù: tu non hai nemmeno un secchio per attingere a questo pozzo. E spesso dinanzi alle situazioni impossibili che possono essere in una famiglia, in un lavoro, in una malattia, bisogna credere nella possibilità dell'intervento di Dio. È là che arrivano i miracoli. Quella donna si soffermò alla grandezza del pozzo, disse: il pozzo è profondo.
Ma io meditavo e pensavo quante volte mi fermo dinanzi alle profondità delle problematiche della vita quotidiana, senza alzare gli occhi al cielo e guardare Gesù non come vero Dio, ma guardarlo solo come vero uomo che è stato ubbidiente al Padre. Allora mi sono prefissato un unico proposito quest'anno, di cercare di diventare giorno dopo giorno un uomo di fede che possa incoraggiare prima la mia vita attraverso la parola e la preghiera e la vita di coloro che stanno sul mio cammino. Parlavo con mia moglie di alcune situazioni, diceva mia moglie: ma quello che succede questo? Cioè, dipendiamo da Dio e ci definiamo figli del Dio Altissimo, eredi di una grazia meravigliosa che è la vita eterna. C'è qualcosa di troppo grande che Dio non potrebbe fare. Dobbiamo solo ed esclusivamente entrare in quella che è la volontà di Dio e camminare in quelli che sono i Suoi piani. E se camminiamo in quelli dei Suoi piani, tutto quello che chiediamo sicuramente il Signore ce lo donerà, ma ce lo donerà per edificazione del Suo regno. Non lo chiediamo per un modo egoistico. Perché stiamo chiedendo questa cosa? La chiediamo affinché possa essere di edificazione sia per la nostra vita che per la vita di altrui. E da questo nasceva appunto questa cosa di dire: questo 2026 deve essere una svolta sia per la mia vita, sia per la vita di coloro che sono sul cammino che incontrerò quest'anno. Vi dico questo perché spesso all'inizio dell'anno in azienda si fanno dei programmi, si devono raggiungere degli obiettivi. Molto spesso nella mia vita magari ci dimentichiamo che l'obiettivo più grande è quello di avere una consacrazione e una resa per Cristo Gesù. Che Dio vi benedica. Amen. Alleluia. Nessun altro? Ok, prendiamo l'offerta allora. Amen. Alleluia. Signore Dio Padre, vogliamo ringraziarti anche per questa offerta, Signore, che diamo con un cuore gioioso. Grazie Padre perché tu hai provveduto affinché noi potessimo dare. Grazie, o Padre, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. È un onore per me appartenere a te. È un onore per me servire te, mio Re. Donarti tutta la mia vita, servirti finché sia finita. È un onore per me adorare te, donarti tutta la mia vita, servirti finché non sia finita. È un onore per me adorare te, adorare te, adorare te, Signore, adorare te. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. È un onore amare, servire, adorare, magnificare Dio. E allora ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda. Alleluia. Gloria a Dio. Vogliamo prendere insieme la parola, leggeremo qualcosa da Colossesi e precisamente dal capitolo 4. Ma diciamo che questo va con una linea che il Signore mi sta dando grazia di poter condividere con la Chiesa, che è iniziata qualche settimana fa e la portiamo avanti finché Dio ci darà grazia di poter portare questa linea. Beh, prima di parlare è meglio che hai la Bibbia, se no casvino, collera e giussaccia per più. Pastore. Eccola qua. Avete la Bibbia? Grazie a Gesù. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua meravigliosa parola. Grazie come tu ce l'hai donata. Grazie, Signore, come tu ci dai grazia di poter attingere a questa fonte.
O Padre, voglia tu, Signore, ancora ministrare attraverso il tuo Santo Spirito ognuno di noi. Te lo chiediamo, Padre, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Allora, dicevo, qual è questa linea che il Signore ci sta dando grazia di poter condividere con la Chiesa? Noi sappiamo per certo che tutto ciò che abbiamo è perché l'abbiamo ricevuto da Dio. Amen. Almeno per me non ci sono dubbi. Sia cose materiali che cose spirituali, io so che è stato il mio Dio che ha provveduto, è stato il mio Dio che mi ha dato, e io sono cosciente, riconoscente che ho ricevuto da Dio. Perché dico questo? Nel momento in cui entro nella conoscenza che quello che ho l'ho ricevuto, ho anche quello che poi di conseguenza è dedicare, consacrare a Dio tutto quello che ho ricevuto, altrimenti sarebbe vano e invano. Tutto l'abbiamo ricevuto da Dio. Alcune cose che abbiamo condiviso non posso prendere dall'inizio quello che Dio ci ha detto perché sarebbe sicuramente molto lungo, ma qualcosa la dico così sporadicamente. Balaam e Balak, ci fu un contendere. Uno voleva che maledicesse il popolo di Dio, ma l'altro disse chiaramente: quello che Dio mi ha dato è la benedizione, quindi io benedirò e non maledirò. Traslandolo sulla nostra vita, noi abbiamo ricevuto da Dio non per maledire, ma bensì per benedire. Infatti noi siamo strumenti di benedizione, quindi la nostra vita è benedire, fare ciò che Dio ci indica, e sappiamo che questo porterà beneficio nella nostra vita. Quello che seminiamo lo raccogliamo. Se seminiamo bene, raccoglieremo bene. Se seminiamo male, maledire, quello che seminiamo, altrettanto quello raccoglieremo. Amen. Quindi ci sono delle cose che noi dobbiamo capire e capire molto bene nel servire il Signore. Quindi questo lo dovette sperimentare Pietro. Pietro ricevette da Dio quando capì che quello che il Signore gli ha dato non poteva essere cambiato. Il Signore disse chiaramente a Pietro: Pietro, quello che ho fatto puro non fallo tu impuro, ammazza e mangia. E da questo insegnamento che stai ricevendo, perché io lo sto dando per tutti quanti, e infatti noi siamo frutto di quell'insegnamento perché abbiamo ricevuto quella grazia immeritata e oggi siamo qui per dire grazie al Signore. Ora, in ogni cosa noi riconosciamo, sia nelle cose spirituali che nelle cose materiali, che abbiamo ricevuto da Dio. Amen. Questo si chiama umiltà. Ognuno potrebbe forse vantare le sue capacità, il suo essere, il suo fare, il suo dire, e questo diciamo che è poca cosa, purtroppo, per quelli che confidano nel Signore. Io so e ho imparato che se ho avuto qualche abilità è perché Dio me l'ha dato. Amen. Tante volte ho testimoniato e ho detto: potevo vantare delle capacità, poi ho conosciuto questa persona meravigliosa e ho detto: Signore, io non ho più capacità, Signore, ho bisogno di te. Anche nelle cose che io potevo in qualche modo espletare, fare con le mie capacità, quando ho conosciuto il Signore ho capito che non erano più mie capacità, anzi venivano amplificate e benedette quando ho riconosciuto questo. Quindi se hai delle capacità, buttale e di: Signore, aiutami affinché tutto quello che io posso fare lo posso fare con la tua benedizione. Non dico perché voglio disprezzare quelle che sono le capacità. Fratelli e sorelle, quella che è l'unzione non la si può acquisire con lo studio o con altre cose. L'unzione viene sui cuori e noi sappiamo questo. E proprio per parlare di quello che questa sera è l'argomento, in Colossesi al capitolo 4 versetto 16 e 17 dice: e quando questa epistola sarà stata letta tra voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi, e anche voi leggete quella che vi sarà mandato da Laodicea, e dite ad Archippo: bada al ministero che hai ricevuto nel Signore per adempierlo. E mi fermo qui. Bada bene
a quello che ha ricevuto nel Signore, ma se si ricevono cose nel Signore, ma perché le riceviamo? Perché possa essere un vanto umano, perché possa essere qualcosa, che ne so io, che dobbiamo dimostrare qualcosa a qualcuno, allora nell'opera, nel ministero, nei doni, in tutto ciò che Dio ci dona, perché c'è un adempimento e c'è un compimento che noi dobbiamo sicuramente con la guida del Signore mettere in atto. Non ci sono cose che Dio dà così per perdita di tempo o per, che ne so io, per mettere in risalto quelli che sono i personaggi o quelli che sono le persone. No. Allora tutto quello che Dio dona, Dio. Te ne accorgi quando lo ricevi da Dio, quando non hai sete, bramosia personale, ma quando tutto quello che fai lo fai per glorificare il nome del Signore. Allora lì è qualcosa che hai ricevuto, lì è qualcosa che frutterà, lì è qualcosa che darà gloria alla persona giusta, e la persona giusta è Gesù. Solo a Lui va tutta la gloria. Amen? Quindi lo vediamo in quelle che sono cose sicuramente spirituali, ma in Filippesi al capitolo 4, al versetto 18, possiamo leggere qualche altra cosa che sicuramente ci aprirà gli occhi. Ora dice la scrittura: ora ho ricevuto tutto e abbondo, sono ricolmo avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor soave, un sacrificio accettevole e piacevole, la gloria nei secoli dei secoli. Amen. A chi va la gloria? Non per un momento, per un istante, ma la gloria va a Dio nei secoli dei secoli. Amen. Però voglio farvi notare una cosa: quello che era stato il provvedimento per questo servitore di Dio era il materiale. Infatti c'è la scrittura: ho ricevuto tutto e abbondo, sono ricolmo avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi. Allora vedete, riconoscere che anche nel materiale è benedizione di Dio è importante, è fondamentale affinché la gloria del Signore si manifesti nella propria vita, ma anche su chi Dio ha usato. Allora io più volte ho detto: difficilmente ringrazio, ma non perché sono un maleducato, ma perché io so che se tu fai un gesto, se tu fai un'azione, che sia personale, che sia per qualcuno, che sia per la Chiesa, io so che quello che riceverai è benedizione. Il ringraziamento si racchiude in quel momento: grazie, punto. Invece la benedizione, come abbiamo visto, va avanti, prosegue, perché il Signore riconosce, ecco, quello che sicuramente è l'azione che noi compiamo. Ma se io compio qualcosa, ma io anche quando prendo l'offerta e anche quando do l'offerta, quello che dico: Signore, grazie, perché tu hai dato e io posso dare. Non è un vanto, ma è un riconoscere che riceviamo da Dio per poter essere poi strumenti nelle mani di Dio. E tutto questo è per la gloria di Dio, è solo per la gloria di Dio che tu possa ricevere o che tu possa dare quello che hai ricevuto, è solo a Dio. Amen? Perché è importante riconoscere questo, tutti quanti lo sappiamo, tutti quanti abbiamo la conoscenza, ma dobbiamo avere questa conoscenza che si chiama gratitudine, si chiama: Signore, io so che tu dai e io so che io devo ricevere e io so che quello che ricevo non lo userò in un modo improprio, non lo userò per dare gloria a me stesso o per far qualcosa per toglierti la gloria, ma tutto quello che tu mi darai lo userò per dare gloria al tuo nome. Sapete, questo porterà ad ognuno di noi ad essere strumenti liberi nelle mani di Dio. Difficilmente è l'uomo, anzi, l'uomo cerca sempre un po' di gloria. Signore, la gloria va solo a te. E in questo caso noi vediamo che, ecco, riconosce quella che è l'aiuto, riconosce quello che è il dono di Dio e dice: il mio Dio supplirà
ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria. Amen. Allora, noi che sappiamo, dice la scrittura, dai e ti sarà dato. Sapete questo passaggio? Ti sarà data una misura pigiata, scossa e traboccante. Perché? Perché se dai quello che dai, lo so, qualcuno potrà dire, sì, ma sono frutto e sacrificio della mia vita. Quello che dai è perché Dio te l'ha dato. E se lo riconosci, la benedizione sarà copiosa. Amen? Così copiosa che non avrai neppure dove riporla. Signore, che tutti noi possiamo essere riconoscenti di quello che è il tuo dare e quello che è il nostro ricevere. E noi riceviamo cose meravigliose da Dio. Amen. Riconosciamolo in tutto e per tutto, sia nello spirituale, perché ci sono quelli che riconoscono il Signore solo nello spirituale e non riconoscono il Signore in tutto. E invece i figli di Dio, i servi di Dio, riconoscono il Signore in tutto, sia nello spirituale che nel materiale. È Dio che dà e noi riceviamo. E come riceviamo? Consacriamo. E come consacriamo? Siamo pronti ad essere strumenti nelle mani di Dio. Lo sappiamo tutti, però Dio ce lo sta dicendo ancora affinché ci rimanga ancora di più impresso nel nostro cuore. Allora, abbiamo anche trattato questo. Se non vieni riconosciuto o non ti viene detto bravo, come sei bravo perché tu dai, perché tu hai capito questo, questo principio, non ti preoccupare se non lo riconoscono o non ti riconoscono o non hai l'applauso del momento. Fai fare a Dio. E prendiamo quel verso in Corinzi quando il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, non in un'altra notte, nella notte in cui fu tradito, usò questo termine di parole: quello che ho ricevuto, io quello vi darò. Ma non fu un momento di, di ilarità, di gioia, no, nella notte in cui fu tradito. Non farti fermare mai. Se non ti fermi, Dio ti darà abbondantemente, spiritualmente parlando, materialmente parlando. Dio ti abbonderà, farà che i tuoi veramente, copiosamente, abbondantemente a chi? Quei canali che sono liberi, quei canali che dicono: Signore, se tu dai, io sono disposto a dare. Amen? Lo so, è contro natura. L'uomo dice tutto a me e niente a te. Tutto a me, tutto a me, tutto a me, niente a te, niente a te, niente a te. E invece il cristiano dice: Signore, tu mi dai e io darò. Tu mi benedici e io sarò strumento di benedizione. Amen? È così, funziona così. E vi posso assicurare che funziona. Posso parlare personalmente, ma posso parlare per quello che dice la parola. Dio non si ferma, Dio continua a fluire. Sai quando ho visto che i canali non funzionano più? Quando i canali sono imbrattati, si chiudono e non sono più fluenti. Quando non riconoscono più che quello che possono fare è perché l'hanno ricevuto. Io predico da qualche annetto, questi 60 anni, mi sto sentendo così tanto che mi è venuta nausea. È qualche annetto che predico. E sapete, oggi, non ieri, oggi, prima di venire qui, ho detto: Signore, io devo dare qualcosa, ma se tu non mi dai, se io non ricevo, io non posso fare niente. Non la perderei mai questa abitudine, non la perderei mai. Sì, sempre un canale: Signore, se ricevo io posso dare. E questo significa essere liberi nel cuore, essere liberi nella mente, essere liberi perché sappiamo che dipendiamo da Dio. Amen. Non siamo professionali, non abbiamo la professionalità. Io ringrazio Dio che non abbiamo la professionalità, ma abbiamo l'unzione che ci rende abili per essere strumenti nelle mani di Dio. Io parlo in prima persona perché sto parlando io, ma questo vale per tutti quanti noi, in piccole o nelle grandi cose.
Perché se sarai fedele nelle piccole cose, Dio ti potrà benedire nelle grandi cose, ma Dio non benedirà mai colui che non è fedele o colui che non riconosce che quello che dà è perché l'ha ricevuto. Amen? Se diamo quello che non abbiamo ricevuto da Dio, diamo un sacco di cose che non servono a niente, ma quando diamo le cose che abbiamo ricevuto da Dio, e allora si vedrà la differenza. La scrittura dice si vedrà, e ci sarà la differenza tra chi serve Dio, ma anche chi non lo serve. Amen? Ci può essere una bella lessica, ci può stare un bel parlare, ci può stare una professionalità nel parlare. Alzo le mani, non vogliamo per niente minimizzare, ma sapete quello che fa l'unzione non lo fa nessuno, non lo fa niente. Quando c'è l'unzione, e l'unzione riconosce, sai cosa? L'autore di quello che dà. Amen? Alleluia. Pietro disse: posso io divietare l'acqua a coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo? Se hanno ricevuto lo Spirito Santo, chi sono io da divietare il battesimo in acqua? Ma sapete perché Pietro faceva questo ragionamento? Perché c'erano uomini convertiti, discepoli, che dicevano: tu non puoi battezzare gli incirconcisi. Guardavano la forma, guardavano l'esteriore, ma non guardavano quella che era la vera circoncisione e quella che è di cuore. Posso io divietare quello che lo Spirito Santo ha fatto? Quello che Dio dà è senza pentimento. È l'uomo che lo può rendere infruttuoso, ma Dio non si pente delle cose che ha dato. Però bisogna valutarle queste cose. L'ho detto io per esperienza mia, ma che posso dire? Mo vado a predicare perché tengo, che ne so, io tengo l'esperienza. Che Dio me ne guardi. Che Dio me ne guardi. Per me salire sul pulpito è sempre qualcosa di nuovo. Predicare è sempre qualcosa di nuovo. Non mi sono abituato e non mi voglio abituare. Ma questo lo so che è lo stesso per gli adoratori, lo stesso per chiunque riconosce che il ricevere da parte del cielo e il dare è un qualcosa che viene di conseguenza, perché Dio dà a coloro che possono dare. Dio non darà a coloro che hanno altra attitudine. Amen? Ci sono meravigliosi attori, proprio questa marato gli attori. Siete volete pure a me? C'erano gli attori, ma noi non recitiamo. Noi facciamo le cose diversamente. Amen. Se Dio non mi dà, io non posso fare niente, ma se Dio mi dà, e allora posso andare ovunque, perché il mio Dio ha l'eccellenza e non è per capacità. Dio ha usato pescatori, uomini illetterati, ma facevano la differenza. Ma c'erano anche dottori, che sia ben chiaro, non voglio promuovere l'ignoranza materiale, ma voglio promuovere l'eccellenza spirituale. C'era Luca, il dottore, ma ha dovuto arrendersi nelle mani di Dio per dire: Signore, insegnami. C'era Pietro il pescatore, c'era Giacomo, c'era Giovanni il pescatore, che lo riconoscevano, li riconoscevano solo per un motivo, perché dicevano: questi sono stati vicino a Gesù. Come li riconoscevano? Il loro parlare. Qual era il loro parlare? Quello che avevano ricevuto. Allora, quello che ricevi da parte di Dio è l'eccellenza, e quello che dai, se lo dai da parte di Dio, sarà l'eccellenza. Le cose eccelse vengono da Dio, non si ricevono da altri, ma si ricevono solo da Dio. Noi facciamo scuola biblica, stiamo facendo scuola biblica qui al Sichem, stiamo facendo scuola biblica anche a Casandrino, gloria a Dio per la scuola biblica. Ma il ricevere è tutt'altra cosa. Perché il ricevere, spiritualmente parlando, viene dal cielo. Lo ricevi per spenderlo. Certamente, se vorrei parlare con lessico religioso o vorrei parlare con lessico incomprensibile, lo potrei pure fare. Ma che serve?
A che serve? Signore, io voglio essere un megafono nelle tue mani. Amen. Tu parli e io do. Tu mi dai e io posso dare. Amen. E spero che questo possa essere tutto quello che desiderate. Signore, tu mi dai, io ricevo per poter dare. Amen. Altra scrittura che sicuramente ci serve, sempre negli Evangeli, in Matteo capitolo 10, dal versetto 18 al versetto 20. Dice così la parola. Anzi, leggiamo dal versetto 16 che ci fa meglio. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Ma guardatevi dagli uomini, perché vi trascineranno davanti ai sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Belle prospettive. Non so se vi piacciono, ma comunque queste sono le prospettive. Testimonianza a loro e ai gentili. Cosa testimonieremo davanti a quelli che ci perseguono, davanti a quelli che ci flagellano, davanti a quelli che ci imprigionano? Chissà cosa dovremo mai testimoniare. Vabbè, poi ve lo vedremo leggendo. Ma quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire, perché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito Santo, lo Spirito del Padre vostro, che parla in voi. Ma chi ha da parlare? Chi? Deve parlare l'uomo, deve parlare la capacità dell'uomo di discolparsi, o comunque l'uomo che si vede anche offeso. In questo caso non ci sono delle prospettive rosee, no? Anzi, vi trascineranno davanti ai concistori, vi trascineranno per giudicarvi, vi flagelleranno, vi faranno tante di quelle cose che è inimmaginabile. Forse noi ancora non lo capiamo ancora, perché siamo ancora in un contesto quieto. Ma sapete, ci sono zone dove questo avviene? Cosa diranno questi quando si vedranno, che ne so io, flagellati, picchiati, derisi? Cosa diranno? Probabilmente quello che Gesù insegnò. Amen? Allora non c'è bisogno che uno si prepari davanti agli accusatori, perché sarà lo Spirito Santo che parlerà. Lui parlerà attraverso di te. Ma questo è ricevere, fratello, sorella. Non sarà la tua abilità, o il tuo scilinguagnolo, o il tuo dire, o il tuo fare. Sarà il Signore che parlerà, e quando parlerà, i cuori sicuramente verranno compunti. E il Signore, non ti preoccupare. L'unica cosa che devi fare, dopo che Dio ha parlato, sai cosa devi fare? Ti sta fermo. Basta, non ti muovere più. Perché tutto quello che fai, dopo che Dio ha parlato, fai solo i guai. Invece quando tu parli da parte di Dio, e l'altra volta abbiamo letto, non qui, ma a Casandrino, allora Dio vigila sulla sua parola affinché la sua parola vada ad effetto. Quando tu hai parlato da parte di Dio, basta. Perché poi tutte le movenze successive, quello che fai non nella guida dello Spirito Santo, sono umane, e queste guastano quello che Dio invece vuole fare. Cosa dovevano fare questi davanti, pecore in mezzo ai lupi, che venivano offesi, venivano imprigionati? Cosa dovevano fare? Testimoniare. E di cosa? Di cosa dovevano testimoniare? Di quello che avevano ricevuto. Testimonia di quello che hai ricevuto, non di quello che sei, di quello che fai. Io, per l'amor di Dio, a volte anche io ho testimoniato, anzi mi ricordo che all'inizio della mia conversione le mie testimonianze erano basate su tutto quello che facevo, avevo fatto, bang, tutte queste cose, che comunque poi alla fine una volta lo Spirito Santo gli disse: addio parla di me, perché lo Spirito Santo parla pure così, tu devi parlare di me, tu non devi parlare
di quello che eri, di quello che hai fatto, di quello che non hai fatto. Se lo fa che te lo dice Dio, gloria a Dio. Però sapete, poi è meglio parlare di Gesù. Amen. Tanto quello che abbiamo fatto, comunque non serviva, perché facevamo solo aia. Quindi quando tu ci metti l'accento, ci metti l'apostrofo, ci metti il colore, sempre sbagliato. Però ho incontrato Gesù e le cose sono cambiate. Allora quello che ho ricevuto lo voglio trasmettere. Amen. Gesù mi ha salvato, mi ha liberato, mi ha guarito. Gesù è meraviglioso, Gesù è vivente. Il Signore mi ha dato la vita e io voglio trasmettere la vita. Amen. Forse non sarà tanto, diciamo, che ne so io, rimbombante, però sarà sicuramente magnificante per chi lo riceve e anche tu che lo dai. Questa è la riconoscenza di quello che abbiamo ricevuto da parte di Dio. Per concludere, 20-30 versi leggiamo adesso. Matteo 25, dal versetto 14. Leggiamo insieme, non vi stancate, vi raccomando, ricevete, che se riceviamo serviamo a qualcosa. Allora, dice la scrittura, inoltre, meglio che mi metto gli occhiali, inoltre il regno dei cieli è simile ad un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò a loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5, similmente a quelli dei 2, ne guadagnò altri 2. Ma colui che aveva ricevuto 1 andò, fece una buca in terra e la nascose, il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, il signore di quei servi ritornò e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il suo signore disse: bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. E il suo signore disse: bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Infine venne colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo duro, che tu mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il suo signore rispondendo gli disse: servo malvagio e indolente, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così al mio ritorno avrei riscosso con l'interesse. Togliete dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti. Se ci avete fatto caso, qua si parla di ricevere. Chi riceve? Il Signore chiamò i servi e diede quel talento. Secondo quello che erano le capacità, apro, chiudo parentesi, le capacità non sono quelle che sono capacità umane, sono quelle che sicuramente Dio sa leggere nel tuo e nel mio cuore. Dio sa. Io non posso sbalordire Dio. Dio già sa tutto e conosce quelle che possono essere, ecco, quello che possono essere le nostre capacità, quello che noi possiamo portare. Dio non ci darà mai nulla che non possiamo portare o trasmettere. Come la scrittura dice, non sarete mai provati oltre le vostre forze. Dio non ti può dare
un sacco di 100 kg e tu non lo riesci a portare. Non succederà mai, Dio sa quello che fa. E in questo caso, ecco, si chiama i servi. Tutti sono servi e tutti devono essere fedeli nel servizio, riconoscendo che quello che Dio dà, quello che riceviamo da Dio, fratelli, sorelle, fruttifica, porta frutto, al di là delle capacità, porta frutto. L'uomo del talento disse: io ho avuto paura, l'ho nascosto, perché diceva bugie, perché tu mieti dove non hai seminato, io so che tu sei un uomo duro. E non riconoscersi che quello che Dio dà fruttifica. Se lo facciamo fruttificare, cosa disse il fattore? Disse: se lo avresti portato in banca, non sei tu, avrebbe fruttificato, avrebbe portato frutto, perché le preziosità di Dio fruttificano. Quello che è importante è riconoscerle. Chi le dà e l'affidatario che le riceve riconosce che quelle cose, anche se sei poco fedele, ma fruttificano. Quello che portò i 5 talenti e ne portò 10, cosa gli disse il padrone? Cosa gli disse? Sei stato fedele in poca cosa, però io ti darò. Se sei fedele, Dio ti dà. Amen. Signore, grazie per quello che mi hai dato. Non lo disprezzo, non lo minimizzo, non do enfasi carnale, ma so che il mio Dio, se mi ha affidato qualcosa, quello che mi ha affidato fruttifica per la gloria di Dio. Avvenne per quello dei 2 talenti, non avvenne per quello del talento, ma non perché aveva ricevuto poco, perché non aveva riconosciuto chi gliel'aveva dato. E quando Dio dà qualche cosa, quello che Dio dà, fratello, se non sta fruttificando, sai perché? Perché l'è nascosto. E sai dove l'ha nascosto? Nella carne, nella polvere, sottoterra. E sai quanti ne sento che dicono: mai non vedo mai niente. Cosa vuoi vedere? Cosa vuoi vedere? Fa che il talento fruttifica. Fa che la cosa funzioni. Sai come, Signore? Quello che tu mi hai dato lo userò per dare gloria al tuo nome. Farò quello che tu mi dici, Signore. Mi porteranno davanti ai sinedri, mi porteranno davanti al giudizio, mi faranno del male, ma io dirò sempre una cosa: il mio Signore è fedele, egli non viene mai meno. Quello che ho ricevuto, ha ricevuto un talento, fallo fruttificare, non giustificare. E io sapevo, che sai tu che Dio non sa? E io sapevo che tu mietevi dove avevi seminato, io sapevo che tu sei duro, io so una cosa, che Dio è amore. E so questo, che se Dio mi ha dato anche un qualcosa che lo posso ritenere poco, ma quel poco nelle mani del Signore fruttifica per la gloria di Dio. Amen. Quindi non ci soffermiamo su quello che può essere, ecco, il dubbio o il ragionamento della carne, ma andiamo oltre. La scrittura dice che noi abbiamo ricevuto la parola per far sì che ogni argomentazione, ogni ragionamento venga sottomessa alla volontà di Dio. L'abbiamo ricevuta la parola, e allora non facciamo parlare altro, come fece questo del talento. Facciamo parlare il Signore, e se parla Lui le cose vanno bene. Amen? C'è qualcuno che riconosce che ha ricevuto cose da parte di Dio? Incoraggiatemi. Chi non ha alzato la mano gli spezzo le dita. Avete ricevuto da parte di Dio? Ok. Con amore vi spezzo le dita, mica con... ma giusto per minimizzare. È bello ricevere. Amen. È troppo bello il dare. La scrittura dice: è più bello
Amen. Sapete chi lo comprende questo? Solo chi riconosce la bontà di Dio. Allora dice, più bello è il dare, perché hanno capito una cosa, che nel dare riceverai di più, perché più dai e più ricevi, più ti disponi e Dio più dà. I canali quando sono liberi fluiscono e danno in abbondanza. Amen. Alleluia. E gloria a Dio. E basta. Mo. Alziamoci in piedi. Grazie Gesù per la tua parola. Grazie Signore perché tu sei vivente. Siamo qui Signore per ricevere e per ricevere Signore dal cielo. Abbiamo ricevuto questa parola Signore, l'abbiamo ricevuta con semplicità, l'abbiamo ricevuta nei nostri cuori Signore. Alleluia. Spirito Santo, tocca Signore. Toccaci Spirito Santo. Alleluia. Amiamo la tua presenza, Signore. Amiamo la tua meravigliosa unzione, oh Padre. Alleluia, alleluia. Adoralo. Adora, 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 adora. Oh, riabashadarabas. Alleluia. Santo sei Signore. Grazie per la croce, grazie che hai pagato tu e hai portato per amor su di te i peccati miei. Grazie a questo amore, grazie per le piaghe tue, lavami nel sangue che perdono dà e con amore abbracciami. Degno è l'agnello di sedere sul trono, di essere incoronato re, lui che è il vincitore. Noi esaltiamo Gesù, il figlio del Signore, il figlio del Signore, il crocifisso Cristo Re. Degno è l'agnello, degno è l'agnello. Grazie Signore, grazie per la croce, grazie che hai pagato tu e hai portato per amor su di te i peccati miei. Grazie a questo amore, grazie per le piaghe tue, lavami nel sangue che
degno è l'agnello, Gesù, degno è l'agnello, sempre degno è l'agnello. Amen, sì Signore. Alleluia. Alleluia. Signore, alla tua presenza, ancora in questa sera, Padre. Oh Padre, sappiamo che possiamo, Signore, fluire e dare solo se riceviamo. E diciamo, Signore, versa. E noi siamo riconoscenti, Signore, o che ricevendo, Signore, possiamo essere canali e strumenti nelle tue mani, Signore. Oh Signore, se ci sono stati degli impedimenti, delle convinzioni, Signore, che ci hanno, oh Padre, impedito di ricevere come tu, Signore, oh Padre, hai stabilito, questa sera sia rimosso ogni impedimento nel nome di Gesù. Ogni pensiero, ogni argomentazione sia rimossa nel nome di Gesù. Canali liberi, vasi liberi, dove tu puoi versare, Signore. Tocca, Spirito Santo, tocca, Signore. Tu chiamasti i servi, Signore, e noi come servi, Signore, oh Padre, sappiamo che l'eccellenza sei tu, Signore. Sei tu, Signore. Alleluia. Tocca, Spirito Santo. Tocca, Signore. Oh, Jesus. Meraviglioso sei, Signore. Alleluia. Dopo aver fatto tutto ciò che tu mi hai chiesto, Signore, sono un servo inutile. Dopo aver fatto tutto ciò che tu mi hai chiesto, Signore, sono un servo inutile. Amen. Sono un servo inutile, perché ciò che conta è la tua presenza, al di là delle difficoltà, di ogni mio fallimento. Sei tutto ciò che conta, ciò che conta, al di là delle mie aspettative, di ogni mio successo. Sei tutto ciò che conta, ciò che conta. Dopo aver fatto, Signore, dopo aver fatto tutto ciò che tu mi hai chiesto, Signore, sono un servo inutile. Dopo aver fatto tutto ciò che tu mi hai chiesto, Signore, sono un servo inutile. Sono un servo inutile, perché ciò che conta è la tua presenza, al di là delle difficoltà, di ogni mio fallimento. Sei tutto ciò che conta, ciò che conta, al di là delle mie aspettative, di ogni mio
successo, sei tutto ciò che conta, ciò che conta. Io corro a te, Signore, io corro per afferrare te, a te si eleva l'anima mia, per afferrare te, a te si eleva l'anima mia, servire solo te, tutto ciò che conta. Santo sei, Signore, santo sei. Amen. Sì, Signore. Riconoscere che quando abbiamo fatto perché abbiamo ricevuto. E mi sento di dire, se hai ricevuto un solo talento, non lo disprezzare, perché è un talento, perché hai visto chi ne ha avuto 5 o chi ne ha avuto 2. Quel talento che hai avuto, fallo fruttificare per la gloria di Dio. Non giustificarti, ma di Signore, quello che mi hai dato risulterà lode per la tua gloria. Amen. Lascia stare il ragionamento, la carnalità, il pensiero. Signore, io ti ringrazio se è un talento che tu mi hai affidato, quel talento fruttificherà per la tua gloria. E non sarà per la mia capacità, ma sarà perché tu, Signore, mi hai dato qualcosa di prezioso, che al di là delle mie capacità porterà frutto per la tua gloria. Alleluia. Buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ma io ti affiderò. E sai, chi disprezza o non apprezza quello che ha o pensa di avere, gli sarà anche tolto e sarà affidato a chi fa stima di quello che ha ricevuto. Alleluia. Grazie, oh Padre. Se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera, prima che concludiamo, pregherò per voi. Alleluia. La vita mia è amare te, Gesù, ogni giorno un po' di più. Io credo che non mi basti mai la voglia di lodare te. Non posso fermarmi di amare te, Gesù. Oh no, non posso fermarmi di lodare te, Gesù. Sei tutto per me, sei tutto per me. E adesso so che ho bisogno di te. Ancora tu, non devo più cercarti, a me basti tu, Gesù. Il resto non ha senso ormai. Dammi ancora la tua presenza in me. Resterò qui per lodare te. Non
Gesù, sei tutto per me, sei tutto per me, e adesso so, ho bisogno di te. Non posso fermarmi di amare te, Gesù. Non posso fermarmi di lodare te, Gesù. Sei tutto per me, sei tutto per me, e adesso so che ho bisogno di te. Non posso fermarmi di amare te, Gesù. Oh no, non posso fermarmi di lodare te, Gesù. Sei tutto per me, sei tutto per me, e adesso so, ho bisogno di te. Oh no, non posso fermarmi di lodare te, Gesù. Sei tutto per me, sei tutto per me, e adesso so, ho bisogno di te. E adesso so, ho bisogno di te. E adesso so, ho bisogno di te, Signore. E adesso so, ho bisogno di te. E adesso so, ho bisogno di te. Non posso fermarmi. E adesso so, ho bisogno di te, Signore. E adesso so, ho bisogno di te. E adesso so, ho bisogno di te. E adesso so, ho bisogno di te. Ho bisogno di te, Signore. Ho bisogno di te sempre. E adesso so che ho bisogno di te. E adesso so che ho bisogno di te, Signore. E adesso so che ho bisogno di te. E adesso so che ho bisogno di te. E adesso so, ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Ho bisogno che ho bisogno di te, Signore. E adesso so, ho bisogno di te. Ho bisogno sempre di te. E adesso so che ho bisogno di te, Signore. E adesso so che ho bisogno di te. E adesso so che ho bisogno di te. Alleluia, gloria a te, Signore. Gesù poté dire: quello che ho ricevuto, quello vi ho trasmesso. E noi vogliamo trasmettere solo quello che abbiamo ricevuto, nient'altro, niente di più. Ma quello che riceviamo lo vogliamo dare. La scrittura dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, Signore, la vera ricchezza sei tu, Signore.
E riconosciamo, Signore, che quello che tu ci hai dato non può essere comparato a niente e a nessuno. Sì, Padre. Grazie, Signore, per la tua bontà. La tua pace, Amen. quella pace che il mondo non ha. Alleluia. Quella pace che il mondo non può capire. Tu e la pace ho trovato in te. Tu hai dato il tuo amore. Sì, Signore. Tu hai dato a me Il tuo amore. il tuo amore. Alleluia. Quell'amore che il mondo non ha. Quell'amore che il mondo non può capire. Tu hai dato amore a me e l'amore ho trovato in te. Gioia, tu hai dato a me la tua gioia, quella gioia che il mondo non ha, quella gioia che il mondo non può capire. Tu hai dato gioia a me e la gioia ho trovato in te e la pace ho trovato in te. L'amore e l'amore ho trovato in te e la gioia ho trovato in te. Alleluia. Grazie per la gioia, Signore. Oh Padre, che tu hai messo nei nostri cuori. Grazie per i talenti. Grazie per quello che tu, Signore, oh Padre, ci hai dato. Noi riconosciamo, Signore, come abbiamo letto, Signore, che ciò va praticato, espletato. Sì, Signore, va portato a compimento. Sì, oh Padre. Grazie, grazie, Signore Dio. Ancora mettiamo queste richieste di preghiera davanti al tuo trono, Signore. Abbiamo pregarti per Liz, Signore, per il lavoro. Loredana, che, Signore, tu possa spezzare le catene nella sua vita. Ancora Filippo per conversione, Maria Rosaria per fortificazione. Giustina, che sia spezzato, Signore, lo spirito di alcolismo sulla sua vita. Patrizia per guarigione, lo stesso Gaetano, Signore, per guarigione. Signore, mettiamo Davide davanti al tuo trono, Signore. Stendi la tua mano, Signore. Oh Signore, e che la sua vita, Signore, sia resa nelle tue mani. Alessandro, Signore, per liberazione dalla depressione. Ancora Austin, Signore, per liberazione da alcolismo. Ancora, Padre, vogliamo rinnovare le preghiere, Signore, per i nostri cari fratelli, Signore, che sono in difficoltà, particolarmente, Signore, ancora Gabriele davanti a te, Signore.
Stendi la tua mano sulla sua casa, sulla sua famiglia, Signore, e opera potentemente sulla sua vita. Padre, ancora, Signore, vogliamo ringraziarti, Signore, anche per questi saluti che ci giungono dal Brasile, Signore, e dalla Colombia, Signore. Stendi la tua mano su questi cari, Signore, che dall'altra parte del mondo, Signore, o Padre, hanno avuto in cuore di salutarci, Signore. Noi li benediciamo, Signore, benediciamo la Chiesa, Signore, universale, la Chiesa che tu hai posto sui quattro canti della terra, Signore, la Chiesa che riconosce, che ha ricevuto e può dare, Signore. Grazie, o Padre. Ancora mettiamo il prosieguo nel palmo della tua mano, Signore, di questo giorno, Padre. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen.